Siamo a Roma intanto come COB, rappresentato dal vicepresidente Ciro Patriai, come Mare Rosolina, per tutelare le nostre concessioni, le nostre spiagge, per tutelare delle aziende venete, per tutelare delle famiglie del territorio, per tutelare i nostri dipendenti, tutelare investimenti e tutelare soprattutto la dignità di un lavoro come il nostro, che seppur per molti può risultare un lavoro atipico e senza particolari difficoltà, invece è un lavoro fatto di sacrificio, di investimenti e soprattutto di passione. Ecco, io ho visto un paio di foto, c'è scritto 200 anni di cura delle spiagge, non le regaleremo alle mafie e alle multinazionali. Una cosa abbastanza importante e impegnativa come definizione. È un sentimento che avete tutte le spiagge italiane, dal Tirreno all'Adriatico? C'è un unanime obiettivo? Oggi c'erano tutti i sindacati di rappresentanza di tutte le spiagge della nostra penisola, perché ricordo che l'Italia è una penisola e quindi è circondata da spiagge. C'erano più di 5.000 persone, quindi più di 5.000 operatori, sì, 5.000 operatori, quindi più di 5.000 aziende che manifestavano non per chiedere qualcosa, ma perché gli sia lasciato qualcosa, e in questo caso gli sia lasciato la propria azienda. Non so se Ciro vuole. Certamente, certamente. Allora, noi siamo aziende in particolare, e in realtà Leandro ci conosci Sì, abbastanza bene e sai benissimo che tipologia di aziende siamo noi. Siamo aziende a conduzione familiare e siamo aziende che creano posti di lavoro e fanno lavorare anche i propri collaboratori. Siamo amici dei propri collaboratori, quindi noi non siamo le classiche multinazionali per le quali sei sì. soltanto un numero, o addirittura il cliente è soltanto un numero. Noi i clienti li conosciamo probabilmente per nome. Sai qual è la cosa più bella in realtà di tutta questa cosa? Che noi ci siamo fidati dello Stato. E questa è la cosa che ci fa più male, perché lo Stato ci aveva detto che ci tutelava e invece ad oggi non ci sta assolutamente tutelando, anzi ci ha lasciato soli, completamente soli. E soprattutto vuole fare delle aste dove non c'è nessuna tracciabilità di chi viene a fare gli investimenti. Rischiamo veramente che arrivino delle persone con dei soldi di dubbia provenienza, che vengano a fare una sorta di investimento che altro non è che un riciclaggio di soldi della criminalità. Insomma, credo che non sia mistero di nessuno che le mafie in Italia hanno bisogno di impegnare i propri soldi, e quale miglior campo del turismo?